È una giornata importantissima questa per la città, una giornata attesa da tanti anni perché dopo 26 anni di attesa finalmente il nuovo Palafender vede la luce, almeno nel suo primo stralcio. È un'iniziativa che è straordinariamente unica in Italia perché è partita dalle associazioni che hanno raccolto fondi propri e di cittadini, non solo vittoriesi, anzi alcuni contributi sono venuti addirittura dall'estero, che hanno fatto sì che fosse possibile, in collaborazione con l'amministrazione comunale che ha messo 170.000 euro, fosse possibile questa straordinaria realizzazione. È un'opera pubblica finanziata per la maggior parte dai nostri concittadini. Probabilmente è un esempio che in Italia dovrà prendere piede perché sempre di più la cittadinanza attiva è anche partecipazione diretta alle sorti della propria comunità. Dopo 26 anni lo stiamo aprendo. Il progetto è cominciato 26 anni fa, era il 1993, a Vittorio avevano chiuso tutti i cinema e tutti i teatri, compreso la Casa dello Studente che era il centro culturale per eccellenza della città. E noi come associazioni abbiamo pensato che non era possibile che quella che era la città considerata il primo polo dopo Treviso culturale della provincia si trovasse in questa situazione. E là siamo partiti, abbiamo fatto raccolte firme, abbiamo fatto una grande manifestazione il 25 aprile 1993 e è cominciato questo progetto. Presentato da noi come associazioni, è stato poi acquisito, fatto proprio dall'amministrazione comunale dell'allora sindaco Botteon, e da allora siamo andati avanti. 4 anni fa mancava ancora il nuovo Palafender, mancava ancora questa struttura. Sapendo che avremmo avuto il sostegno di questa amministrazione comunale, siamo partiti con una raccolta fondi e oggi abbiamo raccolto più di 250.000 euro tra associazioni, cittadini, tanti gruppi teatrali e musicali che hanno donato le loro opere e che anche oggi sono qui a regalarci il loro lavoro. E grazie a tutto questo il Palafender, la prima fase del Palafender è finita e oggi entriamo per la prima volta. C'è ancora tanto lavoro da fare, però cercheremo di andare avanti, cercheremo di farlo vivere assieme a questo centro che già da 15 anni vive e che già oggi, senza il Sala Sala, fa 600 incontri l'anno con quasi 50.000 presenze. In questi anni abbiamo raccolto, sono venute più di 500.000 di persone a fare attività qua dentro. Questo spazio nasce per essere aperto a tutti e è quello che stiamo facendo da anni, cioè a tutti i settori della popolazione, bianchi, neri, rossi, gialli, verdi, cioè aperto a tutto perché questo sia un luogo dove si impara a vivere insieme e a convivere, cercando di, anche se con tanta fatica a volte, di incontrarsi e di conoscersi.